Continua la ricognizione di Telesardegna nei quartieri di Nuoro. Oggi ci troviamo nel quartiere San Francesco Ugolio, all'ombra dell'ospedale San Francesco e a pochi passi dalla elibase del 118. Questa è anche una delle arterie principali della città, perché è uno degli ingressi di Nuoro per chi arriva dalla 131 DCN. Il traffico è intensissimo sin dalle prime ore del mattino, perché qui arrivano anche i pullman, gli autobus che arrivano dai paesi, e c'è la fermata poco più avanti fino a tarda sera. I problemi di questo quartiere sono quelli purtroppo comuni a tutti gli altri quartieri della città, con le strade dissestate, con i marciapiedi che hanno bisogno di manutenzione, soprattutto in prossimità delle fermate degli autobus, e col fatto che adesso l'elisoccorso è attivo anche durante la notte, dunque i residenti hanno bisogno anche di poter riposare nelle ore notturne. I residenti ovviamente chiedono, come abbiamo visto in tutti gli altri quartieri della città, maggiore attenzione e maggiore cura. Un quartiere in cui si trova anche un vero e proprio polmone verde della città, che è la Pineta di Ugolio, dove giornalmente dalla mattina sino a tarda sera i nuoresi vengono a fare attività fisica in sicurezza per respirare aria pura. Senza contare il fatto che è a pochi passi da via Don Bosco, da Viale Don Bosco, dove oramai si è spostato il commercio, la maggior parte del commercio cittadino. Ai candidati alle amministrative di primavera la richiesta dei residenti è una sola: farsi un giro per le vie del quartiere e verificare di persona.